Buonasera a tutti, benvenuti al nostro appuntamento del lunedì con la nutrizionista risponde. Oggi volevo affrontare insieme a voi un argomento stagionale perché si sta avvicinando la prova costume e di conseguenza volevo sapere come vi comportate voi, cosa fate e poi volevo darvi qualche consiglio al riguardo. Sono certa che la maggior parte farete una restrizione calorica anche eccessiva, cioè mangerete solo l'insalata a pranzo oppure lo yogurt, oppure preferirete i sostituti del pasto ad un pranzo completo. Tutto questo perché pensate giustamente che mangiando, dimezzando le calorie, quindi dimezzando quello che facendo una selezione, no, di alimenti, scegliendo alcuni a discapito di altri, raggiungerete il vostro obiettivo. In realtà il mio consiglio è sempre quello di non è mai troppo tardi per iniziare a mangiare bene. Anche se adesso inizierà giugno, quindi la prova costume è dietro l'angolo, si può fare qualcosa per modificare lo stato di salute, per modificare anche visivamente il nostro corpo. E sicuramente quello che vi consiglio è di unire sempre all'alimentazione, quindi ad una sana alimentazione, una sana attività fisica. E ci saranno parecchi di voi, magari le donne in menopausa oppure le persone che non hanno mai fatto attività fisica perché non amano farla, e allora il mio consiglio non è quello di mettersi a tappeto e fare attività costante ogni giorno per ore, però iniziare magari con una passeggiata a passo svelto, magari all'aria aperta, no? Così da fare un'attività aerobica che aiuti un pochino a bruciare quelle riserve di grasso che ci portiamo dietro dall'inverno. E poi naturalmente preferire tutto ciò che è fresco e di stagione, quindi senza discriminare altri alimenti. Non possiamo permetterci di mangiare solo l'insalatina a pranzo e sperare che la nostra massa muscolare si conservi e sia tonica e bella da vedere, no? Quindi è fondamentale che ci siano anche le proteine all'interno del nostro piano alimentare, no? Del nostro stile di vita, le proteine animali e le proteine vegetali. Poi è importantissimo che il nostro intestino funzioni bene e quindi è fondamentale che ci sia un apporto quotidiano di fibra, quindi la fibra solubile e insolubile che troviamo nella frutta, nella verdura, nei legumi, quindi tutto ciò che è fresco, di stagione e il più naturale possibile è quello che fa sì che i nostri obiettivi ci aiuta a raggiungere in modo più veloce i nostri obiettivi. L'idratazione non dimenticatela mai perché è fondamentale, soprattutto adesso che iniziano queste giornate calde, è importante essere super idratati. Ma con questo non voglio dire che dovete bere 4 litri di acqua al giorno, però l'importante è che i vostri muscoli siano ben idratati, anche per evitare che ci siano magari durante l'attività fisica degli infortuni. La frutta è fondamentale per le vitamine, per i sali minerali, gli antiossidanti, la frutta secca. Cercate sempre di fare gli spuntini, piccoli spuntini, ma che siano costituiti da nutrienti sani, come per esempio la frutta secca che contiene i grassi buoni. E quindi fanno sì che il nostro organismo abbia una scorta di grassi buoni, quindi un'energia migliore, un'energia maggiore, quindi non bisogna demonizzare, ecco questo è quello che volevo dirvi. E quindi
È importante, 5 pasti al giorno, una prima colazione sana ed equilibrata, magari con la frutta e con lo yogurt, oppure con le bevande vegetali. Nell'arco della giornata fate l'acqua vegetale, preparatevi l'acqua vegetale che vi può aiutare a bere di più e, vi dà la possibilità di bere una bevanda fresca che abbia un sapore diverso dalla semplice acqua, quindi tutte le vitamine, tutti i sali minerali all'interno, quindi questa è una cosa che potete fare. E poi i vostri spuntini, i vostri pasti freschi, le vostre insalate di pasta, di riso, di cereali, di quinoa a pranzo, quindi un piatto unico fresco. E poi la sera un bel secondo con un contorno e perché no del pane, possibilmente di segale, integrale, cereali, no? Quindi si può mangiare unendo l'attività fisica e si raggiungono gli obiettivi. Quindi digiunare troppo, fare una restrizione calorica per il raggiungimento dei nostri obiettivi ad un mese dalla prova costume non ha senso. Quindi non fate tutti questi sacrifici che non vi servono, se non a perdere magari dei liquidi all'inizio, ma poi a riprendere il vostro peso, se non con gli interessi. Quindi io vi lascio e spero di essere stata chiara. Per qualsiasi domanda potete contattarmi e vi lascio una buona serata.